troviamo a Vittorio Veneto per l'incontro islamo-cristiano, qui davanti a me il Vescovo che porterà un saluto. Qual è il significato di questo incontro e quale può essere l'utilità per la diocesi? Ma io penso che questi incontri non debbano essere guardati solo dai risultati immediati che producono, devono essere guardati invece come uno stile, un metodo di rispetto reciproco e di dialogo, tenendo conto che i frutti potranno vedersi magari fra molto tempo. E anzitutto il tema di questi dialoghi non è i vari aspetti religiosi che ci dividono, quanto piuttosto dei grandi temi che possono trovare risposte molto vicine da parte delle religioni, come quello di quest'anno, la pace. Le religioni a volte sono state intese come fautrici non di pace ma di conflitti. In realtà il cuore della religione è proprio la ricerca della pace con Dio, della pace fra gli uomini. Riscoprire questo nel cristianesimo e nell'Islam, metterlo in evidenza, io credo sia un'esperienza molto buona, un'iniziativa molto buona che certamente produrrà dei frutti. Anche quest'anno è al centro del dibattito il tema della fratellanza. Esattamente. Io credo che non dobbiamo mai stancarci di mettere a fuoco e di sottolineare questo tema, che tra l'altro è stato l'argomento e il tema dell'ultima enciclica del Papa, Fratelli Tutti, proprio perché al di là delle differenze di colore, di razza, di cultura e anche di religione, scopriamo questa vicinanza, questa fraternità, e credo che sia il miglior modo per stabilire quella pace che tutti desideriamo. Uno dei relatori, il professore Roberto Catalano, che qui davanti a me insegna all'Università Sofia. Una domanda: lei ha illustrato il documento firmato da Papa Francesco insieme all'imam dell'Università d'Egitto. Qual è il significato di questo documento e quali sono i passi significativi che possono essere fatti per crescere nel dialogo e nel rispetto tra le religioni? Ma dunque, il significato di questo documento è il fatto che l'abbiano firmato insieme il capo della Chiesa Cattolica e la personalità forse più importante di riferimento del mondo dell'Islam sunnita. È la prima volta che un Papa firma un documento insieme a un leader di un'altra religione, quindi questo è già di per sé significativo. È un impegno che questi due rappresentanti hanno preso per lavorare insieme per la pace, per i diritti umani, per il diritto a credere e il diritto anche a non credere. E soprattutto quello che mi ha colpito e che potrebbe essere anche il senso della giornata di oggi è quello di la raccomandazione che hanno fatto, fra le tante, di pubblicizzare, di rendere comprensibile, di far discendere fra i musulmani, fra i cristiani, fra gli uomini di buona volontà il senso di questo documento. E quindi mi sembra importante oggi, qui a Vittorio Veneto, stamattina a Belluno nelle scuole, che abbiamo fatto, diciamo, un piccolo passo in questo senso per far conoscere il documento e far conoscere che c'è un impegno a lavorare e a costruire, diciamo, il dialogo per una maggiore comprensione reciproca fra credenti di cristianesimo e di Islam e non solo. Per il dialogo interreligioso è richiesto un tempo lungo, molta pazienza, capacità di ascolto. Quali sono le altre caratteristiche che lei intravede appunto di questo percorso, di questo cammino reciproco? Ma un po' quello che diceva Papa Francesco quando era stato all'Università di Al-Azhar, proprio invitato dall'imam Al-Tayeb, con il quale poi ha firmato il documento di Abu Dhabi. Diciamo l'impegno all'identità. Non possiamo dialogare se non sappiamo chi siamo e se non siamo quello che siamo. Il coraggio dell'alterità, cioè capire che l'altro è diverso da me e accettare che sia così. E anche in terzo luogo il non avere secondi fini, essere disinteressati, cercare di costruire rapporti non perché l'altro diventi cristiano o l'altro diventi musulmano, ma perché insieme possiamo costruire la fraternità.
L'incontro di oggi per certi versi ha visto una partecipazione sorprendente, la sala della biblioteca di Vittorio Veneto era piena, i posti erano esauriti. Che significato può avere secondo lei sia questa partecipazione, ma più complessivamente anche questo tipo di incontri? Ma questi tipi di incontri servono a ridare speranza. Ricordo qualche anno fa che un gruppo di musulmani con il quali collaboravo da tempo, proprio nel momento più buio, quando c'erano molti attentati nel nome dell'Islam in Europa, questi musulmani, stufi di sentirsi accusati per questo, hanno chiesto che insieme a noi cattolici si potesse realizzare un convegno, un incontro visibile, intitolato Insieme per dare speranza. Ecco, incontri come quello di oggi, sebbene piccoli, anche se la sala della biblioteca era piena, però in fin dei conti, se pensiamo alla popolazione di Vittorio Veneto, è sempre un incontro piccolo, però è un insieme per dare speranza. Alla fine dell'incontro di oggi è stata presentata un'esperienza, un giovane ha raccontato la sua storia di amicizia con un musulmano della propria classe. Anche questo tipo di esperienze può avere significato nel dialogo interreligioso? Beh, non soltanto che anche questo tipo di esperienze, ma proprio questo tipo di esperienze hanno un significato, perché il dialogo vero, il dialogo che resta nel campo del dialogo interreligioso è proprio il dialogo della vita, quello che si costruisce giorno per giorno. Proprio queste quindi sono il modo di vivere che dobbiamo cercare per incontrarci tra persone di etnie, culture e religioni diverse. Un'ultima domanda, come comunità civile e anche come comunità cristiana, quale suggerimenti si sente di dare o comunque quale indicazione pensa di poter suggerire per poter continuare il cammino nella vita di tutti i giorni in una prospettiva di dialogo e di rispetto reciproco? Ma le comunità civili, diciamo che le persone che sono impegnate nell'amministrazione hanno tutto l'interesse che il dialogo si sviluppi, perché con un maggiore dialogo ci sarà una maggiore accoglienza, una maggiore integrazione e quindi ci sarà una maggiore armonizzazione a livello sociale. Per cui io incoraggio molto le autorità civili ad aprirsi. Ero rimasto molto colpito l'anno scorso a Pieve di Soligo, c'era una bella rappresentanza di sindaci o amministratori, anche quest'anno non sono mancati, né ieri sera a Treviso, né stamattina a Belluno dove era presente il sindaco, né oggi qui con l'assessora alla cultura di Vittorio Veneto. E per quanto riguarda le autorità religiose, anche per loro ci sentiamo all'interno della Chiesa Cattolica che le chiese si stanno svuotando. Ovviamente non possiamo riempire le chiese con persone che arrivano da altre religioni, però forse insieme a persone di altre religioni possiamo dare una testimonianza della presenza di Dio nella società, perché Dio alla fine è padre di ogni uomo e di ogni donna ed insieme possiamo testimoniare questo. Una battuta che qualcuno ha fatto oggi pomeriggio è che il dialogo interreligioso conviene un po' a tutti. Che cosa ne pensa? Ma assolutamente, diciamo conviene a tutti perché ci offre la possibilità di una convivenza più serena, per cui sarebbe, diciamo, pure stupido non perseguire questa via che ci porta di fatto alla sensazione di una fraternità comune, di una società che è come una famiglia. Ovviamente il punto d'arrivo è molto lontano, però i piccoli passi rendono tutta la vita più vivibile da parte di tutti. Ci troviamo all'esterno della Biblioteca Comunale di Vittorio Veneto, abbiamo appena concluso il terzo appuntamento della 2 giorni dedicata al dialogo islamo-cristiano e mi trovo con Gianluigi Manighetti del Movimento dei Focolari che fa parte del coordinamento che ha organizzato questa 3 giorni. Gianluigi, intanto un bilancio su questi 3 appuntamenti. Sì, buonasera a tutti, è stato un piacere aver contribuito alla crescita di questi 3 giorni, che è partito a Treviso, Belluno questa mattina con le scuole e ora qui a Vittorio Veneto. Diciamo una battuta, un 3x2, in 2 giorni 3 diocesi, è veramente una cosa che ha appassionato, che ci ha messo gioia e speranza in questo dialogo e chiarezza, quello che fa eliminare un po' quelli che sono i pregiudizi e aumentare nella conoscenza.
Qua come Vittorio Veneto siamo anche contenti di aver ricordato il fatto di aver fatto Passi di Pace, questa camminata assieme alle aggregazioni laicali e alla città di Vittorio Veneto con il sindaco, il vescovo e così. Quindi la sensibilità ne cresce nella cultura della pace, cosa importante, specie in questi giorni, in questi tempi. Un'impressione sulla partecipazione anche dell'incontro di Vittorio Veneto, che è stato particolarmente nutrito, una presenza particolarmente nutrita. Infatti una delle trepidazioni maggiori quando si organizza qualcosa è chi verrà, quanta gente ci sarà. Invece è una sorpresa vedere la sala di Vittorio Veneto con un'età non altissima solo, ma un misto in equilibrio mi è sembrato di vedere, però buono, mi ha fatto piacere questo, vuol dire che l'argomento tocca, c'è bisogno di sentirsene parlare, c'è necessità. Lo stesso è stato abbastanza anche a Treviso ieri sera e l'aula magna del liceo oggi era piena, quindi felice su questo lato qua, veramente. Per quanto riguarda il movimento dei focolari c'è sempre un'attenzione a crescere nell'unità, quindi immagino l'impegno per il dialogo interreligioso sia da vedersi in relazione a questo tipo di caratteristica dell'identità del movimento dei focolari. Sì, certo, la nostra mission è che tutti siano uno, quindi questo crescere nell'unità l'abbiamo come desiderio, come mission veramente, no? E le opportunità che ci sono cerchiamo di coglierle per camminare e crescere in questo, conoscerci nei vari aspetti, nelle varie sfumature, però guardare assieme a un cammino che unisce, cosa di cui oggi c'è bisogno, camminare assieme in un cammino condiviso. I prossimi futuri passi? Bella domanda, per quanto riguarda questo incontro si è parlato di Padova e quindi questo cammino qua sta guardando a qualcosa di Padova, quindi una risonanza a livello sempre più regionale pur rimanendo locale, però vediamoli per ordine, faremo un qualcosa, un riscontro tra i vari che hanno promosso questa cosa e poi vedremo come poter proseguire.